Prosegue il nostro viaggio nei quartieri di Padova, dove i residenti chiedono più attenzione e dove emerge l'amarezza di chi vorrebbe vedere risolti piccoli grandi problemi quotidiani, dal rione della Santissima Trinità l'appello alla Giunta Giordani perché al ritorno dalle ferie si concentri su aspetti concreti della periferia, con un occhio rivolto a quello che accade in centro storico, che rischia di sembrare sempre più una zona irraggiungibile dai padovani. Io mi aspetto che che tolgano alcune cose che hanno già fatto. La ZTL che va fino alle 11 se non sbaglio, e poi quella cosa assurda e secondo me anche ridicola per cui chi va al ristorante in centro il giorno dopo deve mandare lo scontrino al comune se non vuole prendere la multa. Ma il tutto sarebbe mettere a posto i quartieri, no? Prima che il centro? Sì. Seconda cosa, non si deve ogni seduta che si fa per idee politiche far baruffa. Al sindaco, più che al sindaco, anche al sindaco, all'ufficio mobilità e traffico, poi ufficio vigili urbani di via Gosi, dappertutto ho mandato proteste, controproteste, perché nel punto dove mi trovo ci sono dei cassonetti, i quali alla sera vengono abbandonati dal camion che trasporta i rifiuti, perché qui ci sono macchine parcheggiate, perché a questo punto qua funziona come un parcheggio. I cassonetti alle volte non vengono svuotati. All'Arcella vivono tantissimi studenti e non c'è neanche una mensa universitaria, e mi piacerebbe che alcune attività culturali fossero più sviluppate all'Arcella, che ci fossero dei punti di incontro un pochino più forti, che i parchi cittadini come il Milkovic piuttosto che le aree urbane verdi fossero più al centro di quelle che sono appunto attività per i giovani.